Ciao a tutti amici di mattoscacco.com, benvenuti in questo nuovo video. Resta sintonizzato con me perché oggi ti faccio vedere come in questa partita fra due grandi maestri si è dato in sacrificio un pedone e grazie a questo sacrificio si è riuscito a vincere la partita in stile 800 con sacrifici, cose allucinanti. Non ti sembrerà impossibile. La partita è stata giocata fra due grandi maestri in sovraimpressione i nomi, puoi andare a cercare il primo un grande maestro russo, il secondo un grande maestro armeno, 2655 punti elo contro 2472 attualmente. La partita è stata giocata a Varsavia nel 2005 e andò così: d4, d6, questa spinta del pedone d6 non rappresenta, diciamo, attualmente ancora nessuna apertura perché si può trasformare in tante altre, no? Dipende poi da come continua il gioco. Addirittura qualcuno in torneo mi ha fatto anche questa. Dopo c4 mi ha fatto questa. Si usa, però dà chiaramente un vantaggio di tempo al bianco. Quindi d4, d6 e 4, cavallo f6 e siamo ora nella difesa Pirc. Qui il bianco ora gioca cavallo c3 proprio secondo una delle linee principali. Le altre possibilità quali erano? Perché il cavallo c3 diciamo impedisce a questo pedone c di essere sviluppato, un c4, un c3. Ti faccio vedere le altre alternative solite, per esempio alfiere d3 perché questo pedone sotto deve essere protetto. Cavallo b di 7, c3 creando questa catena di pedoni molto forte, e5, f4, f4 viene quasi sempre giocata ed è molto aggressiva, alfiere 7, cavallo e2 eccetera, poi la partita continua con i relativi arrocchi corti eccetera eccetera. Ma torniamo a noi, che dopo cavallo f6 il bianco gioca a cavallo c3, quindi sostiene questo pedone col cavallo e con lo sviluppo di un pezzo. G6, chiaramente l'obiettivo del nero è quello di mettere l'alfiere in fianchetto e arroccare il prima possibile. A questo punto alfiere G5. Stiamo andando in una continuazione molto aggressiva e questo alfiere G5 in futuro potrà essere supportato da donna D2 per azioni di sfianchettamento, oppure a seguito di F4 questo alfiere comunque inchioderà questo cavallo e inibirà alcune spinte liberatorie 6 e 5. Insomma, è una mossa fastidiosa al punto giusto. Alfiere G7, F4. Ecco, questo è il sistema, è uno dei sistemi più aggressivi contro la Pirc, ma appunto la presenza di questo alfiere G5 accresce ancora di più l'avanzata del pedone E4 e 5, che è uno dei temi tattici in questo tipo di gioco. Il bianco gioca C6, cavallo F3 e ora il nero dice: cavoli, ti è piaciuto tirare fuori via l'alfiere e io adesso ti piazzo donna B6 così vado ad attaccare la tua debolezza. Ora qui se si vuole giocare diciamo mantenendo la posizione solida, se si vuole giocare senza rischio, si potrebbe giocare tranquillamente donna C1, così si fa quella batteria che dicevamo prima di donna e alfiere per eventualmente sfianchettare e allo stesso tempo si controlla anche il punto B2 che per il momento è salvo. C'è da dire che la donna in D1 faceva comodo perché comunque supportava questo pedone e aveva pressione sulla colonna D. E infatti non è la mossa che viene eseguita in partita. In partita viene eseguita donna D2, mantenendo sempre questa batteria di alfiere e donna, ma questa volta si lascia in presa il pedone B2. Ora il nero cattura e questo tipo di prese dove si manda la donna allo sbaraglio a catturare un pedoncino probabilmente funzionano contro giocatori più deboli di te, non contro giocatori più forti di te, e infatti questa la pagherà cara il nero. Segue torre B1, la donna non può catturare questo pedone perché c'è il cavallo, la donna è costretta ad andare in A3, il bianco intanto continua il suo sviluppo, alfiere D3, la donna cerca di ritornare a casa, semplicemente questa mossa sta per far ritirare la donna in D8, in C7, insomma.
Arrocco e donna C7. Voglio farti vedere una cosa, che cosa è successo nelle ultime 5 mosse. Voglio farti vedere una cosa. Guarda, guarda cosa è successo. Il nero muove la donna. 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 Cioè in 5 mosse il bianco ha fatto un sacco di cose, il nero invece ha mosso sempre solo la donna. Chiaramente tutto questo per andare a prendere sto pedone del cavolo che adesso ha lasciato anche la colonna B aperta al bianco. Negli scacchi non c'è solo il vantaggio di materiale, che è sicuramente importante, ma c'è anche il vantaggio di tempi, il vantaggio di spazi, il vantaggio di sviluppo, l'iniziativa, e qui il bianco ha veramente tutto, nonostante qui è sotto di un pedone, ha veramente tutto, ha tutto sviluppato, ha già arroccato, mentre il nero ha 3 pezzi nella casa di partenza, anzi parliamo di 4 perché deve ancora arroccare. Insomma, è difficile, adesso deve giocare veramente molto molto bene. Ehm, Donna C7, perché è stata fatta questa mossa? Perché semplicemente in futuro il bianco poteva giocare su temi tattici come l'attacco di scoperta, quindi ha detto ciao, mi metto in C7 senza problemi. Se per esempio il nero avesse giocato cavallo B di 7, c'erano subito spinte aggressive come queste, il cavallo posti tanto migliori non ne aveva, sì, probabilmente poteva andare anche in H5, ma forse in G8 è anche la più sicura, segue E6, presa per E6, e ora cavallo B5, quello che vi dicevo prima, cioè un attacco di scoperta con, se per esempio ora il nero si fa ingolosire, decide di non perdere la donna e di cambiarla, segue cavallo C7, re per esempio in D8, e intanto questo cavallo inizia a ballare, scacco, re in E8, cavallo G7, scacco, re in F8, cavallo in E6, scacco, re F7, cavallo minaccia la donna, scacco di scoperta, il re costretto ad andare al centro, e allora qui è un casino, il re al centro, gli alfieri, le torri, quindi c'è poco da fare. Quindi donna C7, tutto sommato è stata una scelta veramente saggia. Peccato che ora il nero decide di giocare in modo molto decisivo per punire questo estremo ritardo di sviluppo e gioca E5. Il nero risponde con cavallo D5, cavallo E4, guarda come si è piazzato bene questo cavallo. F5 per cercare di dare una risposta energica. Adesso tocca al nero. Qui il nero riesce a trovare una combinazione che gli permette di andare in vantaggio. Riesci a vederla? Ti do 20 secondi per vedere questa mossa. La combinazione è data da alfiere E7 e la partita continuò con cavallo E7 e poi cavallo cattura in D6. Se per esempio il nero invece avesse giocato a seguito di questa cattura pedone per E4, qui seguiva alfiere per D6 minacciando la donna, E3 minacciando la donna, donna in E1, donna in D8, cavallo G5, e insomma qui c'era, e comunque la partita assolutamente in vantaggio per il bianco, e il re al centro e non può arroccare. Vediamo invece com'è andata la partita. Abbiamo detto che il nero ha catturato, il bianco ha catturato in D6 con scacco, re in F8, cavallo G5. Questi cavalli sono fortissimi ed entrambi super controllano la casa F7. B6 per cercare, non so, di fare azioni di questo tipo, di spingere anche in C5 per cercare di creare un controgioco, è tutto invano. Donna B4 con l'idea di donna B3 e andare a dare scacco matto. H6, donna B3, cavallo in D5 interponendo davanti un pezzo, guarda che bella questa, cavallo in G va in F7.
Qui giustamente te ne devi fregare della torre, il nero gioca alfiere 6, adesso cavallo per torre, oh, e finalmente il nero si è liberato di quel fastidiosissimo cavallo. Segue C4 e bisogna spostare anche questo cavallo. G4, il bianco va all'assalto con tutti i suoi pezzi. Cavallo di 7 cercando di sviluppare un po' di pezzi, ma probabilmente è troppo tardi. Donna 3, questa è un'ottima mossa. Adesso guarda il bianco come in modo decisivo risolve la situazione. È il turno nero che gioca C5, finalmente questa spinta la voleva fare da parecchio tempo e ora D5. Ci sono questi due pedoni in quinta che se arrivano in sesta è veramente la fine. Per forza sacrificio di pezzo. E ora la partita continua con torre in B, va in D1, con enorme pressione e attacchi. E ora il nero abbandonò. Tutto questo per aver catturato quel pedone con la donna. Come poteva continuare la partita? Per esempio, alfiere C6 per togliersi da questi attacchi. Poteva esserci donna B3, sempre con queste idee qui. Oppure se voleva mantenere il controllo su questa diagonale, giocava, non so, per esempio alfiere G8, pedone, pedone, alfiere per F5 e anche qui la situazione non è felice, quindi il nero ha fatto bene a abbandonare. Bene, spero che questa partita ti abbia reso un pochettino più consapevole di quanto sia pericoloso abboccare a quei pedoncini, soprattutto messi negli angoli della scacchiera, dove poi la nostra donna per uscire da lì deve fare manovre e così facendo diamo al nostro avversario la possibilità di svilupparsi molto velocemente. Spero che questo video ti sia piaciuto, se sì lascia un like, mi faresti un grande piacere, lascia un commento e se non l'ho ancora fatto iscriviti al canale di mattoscacco.com poiché rimarrai avvisato sulle nuove pubblicazioni. Ci vediamo presto, ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!